manifestarsi e talvolta invece si ritira e quindi non può avere una sede definitiva. E chiusa l'esperienza di Mantova, che nel frattempo è diventata capitale italiana della cultura 2016, il museo porta bene, nelle due sedi ha anche determinato questi risultati, è arrivata a Castello Orsino. Perché questa era un'idea mia, perché inizialmente si pensava di fare, in un modo anche piuttosto provocatorio, il Museo Nazionale di Reggio, Franco a fianco dei Bronzi di Riace. Poi il museo non aveva abbastanza spazio e mi è venuto in mente di chiamare gli amici di Catania, il sindaco, l'assessore Filippini, per capire se era disponibile Castello Orsino. E non si poteva avere un'idea migliore, non tanto per il Museo della Mafia, ma perché questi spazi determinano un'ulteriore variazione. Già le due sedi di prima, i Sassi di Matera erano una cosa, il Palazzo della Ragione a Mantova era un'altra cosa, qui il castello è un museo e riuscire a far entrare un museo in un museo non è una cosa facile, ma ha valorizzato, oltre che il discorso sull'arte e follia, anche il museo stesso, per cui le opere sono state rivisitate, riproposte, riesposte, reilluminate in un percorso emozionante che rende protagonista proprio Castello Orsino. Questo mi sembra un fatto importante, anche un riferimento alla morte. Alcuni sarcofagi che lungo il percorso sono annessi come se fossero parte del grande teatro, perché occorre dire che se io ho avuto l'idea, è mia fortuna avere avuto come interprete, scenografo, regista, un grandissimo siciliano che ha lavorato a lungo, vedi quello che poi in televisione abbiamo visto con Cinico Blob, con Cipri e Maresco, i due famosi registi, e Cesare Inzerillo è stato lo scenografo dei due. Questo senso di morte, questo senso di imminenza di qualcosa di misterioso si vede benissimo in questo allestimento. Quindi, grazie a Inzerillo la mia idea non è diventata un trattato di sociologia o di psicologia o di documentazione della follia, come inevitabilmente è, anche se la follia è talmente esondante che anche un documentario ha la potenza di far vedere delle figure vere di persone che soffrono. Nella versione teatrale di Inzerillo c'è una potenza espressiva che dà soprattutto quello che serve a capire la questione, cioè emozione, una profondissima emozione e una grande pietà delle persone che hanno avuto la sventura di essere ritenute folli e fino a Basaglia, per esempio. Grazie.